Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che ci trattano un po' come il sacchetto a spazzatura mentale, chiaramente. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Zegada, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare i nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 il Degana Marietto Veneziano coadiuvati da Miles tengono un percorso esoterico gratuito. In più i link sono sotto qui in descrizione se volete raggiungerci, e se lasciate un buon commento e anche un super like il vostro Marietto è contento. Bene cari amici, parliamo un po' di queste persone che sono continuamente alla ricerca di qualcuno con cui potersi lamentare, con cui potersi raccontare tutte le disgrazie di questo mondo. Però queste persone non fanno solo queste cose qua, in più vi trattano praticamente come delle spazzature, dei sacchetti di spazzature mentali, e dentro di voi creano giorno per giorno delle piccole piste mentali, delle piccole ancore mentali, e senza che voi ve ne accorgiate forgiano dentro di voi un piccolo angolo in cui poter mettere tutta la loro spazzatura, le loro frustrazioni, no? E allora cosa si può fare per stare lontano da queste persone? Beh, la cosa più facile è chiaramente evitarle, stargli lontano. Purtroppo alcuni se li sono sposati, alcuni si sono fidanzati e alcuni addirittura non hanno colpa, sono nati da queste persone. Quindi di conseguenza bisogna attivare delle strategie per non farsi risucchiare, perché sono come vampiri energetici che lavorano nel campo eterico ed astrale. Quindi sono veramente delle mine vaganti. L'ideale sarebbe iniziare ad attivare dei circuiti radionici che trovate gratuitamente nel sito capitano.altervista.org, oppure creare sempre in concomitanza con i circuiti che voi trovate nel sito capitano.altervista.org per tagliare questi legami perniciosi e trasformare queste energie negative in positive, anche creare un cerchio di fuoco e un ovetto luminoso che faccia rimbalzare indietro questi messaggi vibrazionali negativi. Chiaramente non è facile, ci vuole tanta pazienza e dedizione, però bisogna sfuggire a queste persone che ci hanno preso come dei sacchetti della spazzatura. Noi abbiamo il compito prima di tutto di difendere noi stessi e i nostri corpi sottili da questi personaggi che si intrufolano nella nostra vita e che ben volentieri continuano, come si suol dire, a imperversare con le loro tristezze, perché sono persone molto tristi, vivono di questa tristezza, ma nello stesso tempo vomitando nella nostra mente i loro problemi succhiano energia e praticamente loro si ristabiliscono. Cioè, in altre parole, noi siamo i loro bersagli di questa tristezza assoluta. Quindi, come vi ho detto, la prima cosa è cercare nel sito capitano.intervista questi piccoli circuiti gratuiti con le spiegazioni, oppure andare nel canale, scusate, del vostro Marietto Veneziano, dove ci sono in una playlist di lezioni gratuite di radionica radiestesia, dove vengono anche spiegati in modo semplice con cui poter attivarli. Poi chiaramente fare queste protezioni di ovetto luminoso sempre nella playlist del vostro Marietto Veneziano nel canale, e anche il cerchio di fuoco dove ci sono tutte le istruzioni per poterle attivare, e in più chiaramente anche una meditazione della stella di Davide. Ecco, questi sono i primi passi per fare in modo che questi personaggi che noi incontriamo di solito come vicini, come persone che noi incontriamo nei supermercati, o amici, o addirittura, come detto prima, gente che ha avuto questa, tra virgolette, fortuna, ed è un eufemismo sposarla, purtroppo devono convivere. L'ideale sarebbe proprio dare un taglio netto e riuscire a evadere da questa, come si suol dire, prigione che hanno costruito intorno a noi, perché adagio adagio loro ogni santo giorno mettono dentro una goccina in questo sacchetto e noi diventiamo dei sacchetti a spazzatura mentale. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano ha concluso. Ricordatevi di fare questo ovetto luminoso e attivare tutti i circuiti. Se non lo sapete fare, ve lo ripeto, andate nel sito del capitano.intervista.org per scaricare gli ebook gratuiti, o nelle pillole del vostro Marietto sul canale YouTube del nome Marietto Veneziano.
Bene cari amici, detto questo, il vostro Maledetto vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Legana Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!